Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa Pavès. A colloquio con Paola Benini della Commissione Dirigenti Cooperatrici. Buone pratiche, la filiera corta. La cooperativa sociale Torre Nuvola. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa Pavès nasce nel 1997, quindi si avvicina a un anniversario, quello dei 20 anni di attività, e nasce nel 97 proprio nel paese di Bordano. Bordano a quei tempi viveva un po' quella che possiamo definire una rinascita, una metamorfosi di quello che era un paese che era stato distrutto dal terremoto del 76 e che stava cercando di trovare una nuova vita attraverso il progetto Pavès, appunto, come il nome della nostra cooperativa. Il progetto Pavès comprendeva diverse cose, diverse attività, tra cui non possiamo non ricordare i murales, che sono ancora ad oggi visibili sulle pareti delle case di Bordano e Interneppo, ma anche i vari concorsi di fiaba animata, fiaba illustrata, così come i concorsi di ricamo e tutte le altre attività correlate dagli eventi per finire poi nel 2003 alla Casa delle Farfalle di Bordano. Quindi un grande progetto che fa ancora parlare di questo piccolo paese vicino a Gemona, che ha fatto appunto sviluppare e nascere questa cooperativa che ad oggi si è specializzata soprattutto nella gestione dei giardini zoologici e delle riserve naturali. Quest'oggi infatti siamo alla riserva naturale regionale del Lago di Cornino. Tra i soci della cooperativa Pavès ci sono commercianti del paese di Bordano come il panificio Picco Salvatore, così come persone che si occupano di natura, guide naturalistiche, accompagnatori del territorio e altre figure professionali nel settore ambientale soprattutto ed educativo. Tant'è che appunto l'educazione, soprattutto attraverso le scuole, è uno dei principi basilari della nostra cooperativa, che ormai appunto da anni si occupa di attività che possono comprendere anche laboratori creativi, però proprio dedicate ai bambini, delle scolaresche ma anche delle famiglie. La cooperativa Pavès al momento conta quasi 30 soci, tra i vari soci possiamo evidenziare delle guide naturalistiche, così come persone laureate che si occupano proprio di educazione ambientale. Infatti ad oggi uno dei nostri primi obiettivi è proprio quello dell'educazione alle scolaresche ma anche alle famiglie. Questa attività noi la svolgiamo prevalentemente attraverso l'organizzazione di eventi nelle varie realtà che andiamo a gestire, così come nella gestione proprio delle visite di istruzione, quindi proprio delle attività con le scuole. Al momento gestiamo la riserva naturale regionale del Lago di Cornino e l'area naturalistica dei laghetti Paccar. Entrambe le realtà sono situate nel comune di Forgare nel Friuli, ma più precisamente nella frazione di Cornino.
22 aprile, giorno di Pasquetta, si aprirà la stagione 2019 della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, per dare vita ad una serie di eventi che animeranno il parco e il territorio circostante fino a Natale. Attività didattiche, visite guidate, laboratori naturalistici, giornate tematiche articolano un programma rivolto a studenti, famiglie, appassionati di natura e turisti. La riserva, gestita dalla cooperativa Pavès, ha accolto 20.000 visitatori e per il 2019 le visite scolastiche già prenotate coinvolgono oltre 2.000 studenti. La riserva è conosciuta per la presenza dell'unica colonia di grifoni dell'arco alpino. Al grifone, che con i suoi 3 metri di apertura alare è il più grande e volatile delle Alpi, sarà dedicato l'evento principale, il Griffon Day del 9 giugno. Con i suoi 13 miliardi di giro d'affari e un export record di 6,2 miliardi, il vino è una delle punte di diamante della produzione agroalimentare italiana. La cooperazione vitivinicola, con 480 cantine in tutta Italia, produce il 58% di tutto il vino italiano e fattura oltre 2 miliardi di euro, circa un terzo del valore dell'export del comparto vitivinicolo italiano. Dal maggio 2016 inoltre la cooperativa Pavès gestisce l'area naturalistica dei laghi di Pacar. All'interno di questo magnifico ambiente si possono praticare escursioni a piedi di facile percorribilità, birdwatching, ma anche la pesca sportiva, che può essere una pesca sportiva tradizionale ma anche attraverso catch and release o altre pratiche diciamo più moderne o addirittura tradizionali, come possono essere definite. Stiamo cercando di sviluppare diverse attività che saranno degli eventi per la prossima stagione, così come anche di un piccolo punto di ristoro per permettere alle famiglie soprattutto di passare un'intera giornata in questo magnifico contesto naturalistico. L'acqua che vediamo è un'acqua di risorgiva come quella del laghetto di Cornino, quindi un'acqua trasparentissima, limpida, pulita ed ha un colore eccezionale e magnifico. Infatti attraverso questi specchi d'acqua possiamo osservare anche i pesci direttamente dall'esterno dell'acqua, dai camminamenti. Un'altra caratteristica di quest'area sono sicuramente anche gli uccelli. C'è una fauna molto, molto ricca, c'è molta biodiversità sia per quello che riguarda gli uccelli che per quello che riguarda gli insetti e gli anfibi, quindi una passeggiata all'interno di quest'area è sicuramente sempre una grande scoperta. Filiera corta significa riuscire a portare i prodotti del territorio della terra direttamente a casa del nostro consumatore, cittadino consapevole, evitando sprechi dal punto di vista energetico, dal punto di vista alimentare. Possiamo finalmente assaggiare i prodotti per il vero gusto che hanno, con le loro proprietà organolettiche. Possiamo quindi anche avere un contatto diretto col produttore che è più vicino e quindi può andare in campo a vedere dove il radicchio, dove la mela è cresciuta, è nata e ovviamente eliminare gli sprechi e i passaggi inutili dell'economia moderna. Salve a tutti, oggi abbiamo con noi Paola Benini, Presidente della Commissione regionale dirigenti cooperatrici di Confcooperative, con la quale parliamo del ruolo proprio delle donne nelle imprese cooperative e del valore aggiunto che loro possono portare proprio con le loro capacità nel lavoro di squadra. Paola Benini, che cos'è la Commissione regionale dirigenti cooperatrici di Confcooperative e cosa fa questa commissione che lei coordina?
Sì, la nostra è una commissione che è nata in seno a Confcooperative, un po' in analogia a quello che sta accadendo anche negli altri territori nazionali. La Commissione Donne è a tutti gli effetti uno degli organismi di cui si dota Confcooperative per agire sui territori, coinvolgere i cooperatori e agire politiche a favore delle imprese. La nostra nello specifico è nata alla fine del 2016 ed è composta da 10 commissarie che provengono dai mondi più disparati della cooperazione. Si è cercato di fare una commissione che avesse una componente un po' territoriale, quindi attenzione a tutti i territori della nostra regione, ma anche diciamo che fosse partecipata da componenti che provengono da settori imprenditoriali diversi del nostro mondo cooperativo. Quindi noi abbiamo come mission, aderiamo un po' a quella che è l'impronta che la Commissione si è data anche a livello nazionale, tant'è che io partecipo anche ai lavori della Commissione nazionale. In buona sostanza noi ci vogliamo occupare di promuovere politiche che favoriscano una maggiore presenza della componente femminile nelle nostre imprese. A proposito di presenza, qual è il peso delle donne cooperatrici nelle nostre imprese nella regione? La cooperazione in generale è uno di quei settori dove le donne trovano lavoro, perché sappiamo che il mondo della cooperazione rappresenta veramente un'ampia gamma e spettro di servizi, però soprattutto nelle cooperative sociali, nelle cooperative di servizi abbiamo anche realtà dove le donne sono 60-70% della base lavorativa. Non facciamo eccezione però quando si parla di ruoli apicali, perché le percentuali si invertono. Noi abbiamo circa il 27% di donne nei ruoli apicali. Se poi andiamo a guardare la struttura delle Confcooperative, questa percentuale si abbassa ancora, perché nei ruoli di governance, quindi parlo delle presidenze provinciali, regionale e dei consigli di presidenza, la percentuale della presenza femminile scende a intorno al 10%. Quindi c'è molto da fare, ma ci terrei anche a precisare le motivazioni che ci spingono a sostenere queste politiche, perché non sono rivendicazioni così sterili di voler contare per un motivo così di genere, ma perché siamo convinte che noi abbiamo anche il dovere di esprimere le nostre competenze, di portarle nei ruoli, negli spazi dove si prendono delle decisioni che hanno delle ricadute sulle nostre imprese e quindi di conseguenza sulle nostre vite e quindi sul tessuto sociale che abitiamo. Quindi in qualche modo rivendichiamo più che un diritto, quasi un dovere a partecipare e ad esserci. E come ci piace dire spesso, la nostra commissione avrà raggiunto il suo obiettivo massimo quando si potrà sciogliere, quando quindi non ci sarà più necessità di creare degli spazi un po' riservati a ragionamenti di questo tipo, perché in qualche modo saranno diventati patrimonio comune. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Coordinatrice Benini, un tema sempre d'attualità, parlando di donne che lavorano e spesso, come dicevamo prima, nei ruoli imprenditoriali apicali, è quello della conciliazione fra i tempi del lavoro e della vita. Ecco, nella vostra commissione se ne parla, vi occupate di questo tema così importante? Assolutamente sì, anzi ne abbiamo fatto il fulcro dell'attività di quest'anno. Perché la conciliazione vita-lavoro intanto è un modo di approcciare al tema, se vogliamo, della presenza femminile molto bipartisan, mi passi l'espressione, e noi ci teniamo davvero a promuovere iniziative che siano utili in generale. Quindi la conciliazione dei tempi di vita-lavoro è un tema che anche degli uomini, cioè gli uomini sempre di più anche chiedono di poter dedicarsi di più alla famiglia, di dedicarsi alla cura dei figli, alla cura dei genitori anziani, ma noi abbiamo impostato un mondo del lavoro dove questo è un incarico prettamente femminile, quindi in qualche modo penalizza la donna nelle anche legittime ambizioni di carriera e penalizza nell'altro verso l'uomo che invece fa molta difficoltà a chiedere di poter fruire di questi spazi. Quindi il lavoro di quest'anno è proprio questo, noi stiamo lavorando a un progetto di conciliazione vita-lavoro dove vogliamo rendere patrimonio comune di tutte le nostre cooperative quegli strumenti di conciliazione che le norme sul lavoro e i nostri contratti già prevedono, ma che non sono noti e spesso non sono applicati. E quindi stiamo lavorando con dei gruppi di lavoro proprio per capire perché, dove sono gli ostacoli, che ostacoli sono organizzativi, sono culturali, sono sociali,
e poi per poi uscire con un pacchetto, uno strumentario molto pratico da socializzare a tutti i nostri colleghi, cooperatori e cooperatrici per favorire queste politiche di conciliazione. Quindi l'utilizzo di tutto ciò che è possibile utilizzare per fare in modo che la vita e il lavoro possano diventare un continuum armonioso. La Torre Nuvola, società cooperativa sociale, è nata nel 2008, quest'anno festeggiamo i primi 10 anni di attività. È nata per dare una risposta in termini di occupazione, un lavoro vero a persone che derivano anche dall'area dello svantaggio. Oggi siamo 55 dipendenti a tempo indeterminato, una settantina di soci. Dal 2008 ad oggi la cooperativa ha sviluppato diverse attività per dare una risposta in termini di occupazione, dall'attività di pulizia civile ed in questi ultimi anni si è specializzata nella pulizia alberghiera, l'attività di edilizia con la specializzazione nel social housing di quest'ultimo periodo e nel campo della ristorazione da inizio anno ci siamo al Caffè Rossetti con la gestione di un progetto molto importante in termini di occupazione. L'attività più giovane che fa un anno di attività è quella del Peccior Victim ed è legata alle attività di cucito. Nell'estate del 2017 abbiamo presentato al Teatro Rossetti un progetto che è piaciuto, che ci ha portato a un contratto importante, perché è un contratto di 5 anni di durata, di gestione. In questo progetto una delle parti più importanti è stato quello di proporgli un'attività a fianco della principale attività del teatro, così nota, un'attività che però riprende la conoscenza di questo luogo in cui per molto tempo si è fatto musica jazz. Partendo da questi siamo in attività con un programma a gruppo di trimestri per tutto l'anno di 3 filoni, l'attività jazz che si svolge in una giornata fissa della settimana, l'attività di musica classica e pop anch'essa una giornata fissa e poi attività di tipo culturale con presentazione di libri come si usa in questi casi. Siamo contenti di questa attività che certo non è facile coniugare con l'aspetto certamente economico. Ci siamo avvalsi di 2 direttori artistici, 2 maestri di musica per la garanzia della qualità che finora ci ha molto soddisfatto. Grazie a questo tipo di esperienza, grazie all'esperienza che abbiamo avuto da tanti anni, che è quella della struttura portante di una cooperativa di produzione del lavoro, che è quella delle pulizie, che è quella del giardinaggio, che è quella delle manutenzioni, abbiamo posto l'attenzione di come sviluppare maggiormente questi settori. Do solo l'aspetto finale, diciamo, di questa elaborazione che ha impegnato molto la nostra cooperativa e che ha portato già i primi risultati. L'esperienza della pulizia anche alberghiera comporta che sappiamo come entrare in un albergo, come gestire eventualmente una struttura ricettiva. L'esperienza di distillazione ci ha portato in questo locale, ma quindi anche un bar, una gelateria. L'esperienza invece diretta, abbinata di queste cose, ci ha suggerito, di questo vorrei parlare, un progetto che ha goduto di un finanziamento regionale recente molto importante, per un intervento per ora piccolo, sperimentale, perché così tale la Regione l'ha definito e accettato, di piccolo condominio sociale. L'housing sociale oggi è molto sviluppato. Noi l'abbiamo caricato di un aspetto in più. Si tratta di una piccola cosa, i 3 alloggi nel rione popolare di San Giacomo, qui a Trieste. 3 alloggi di cui nel progetto presentato e approvato 2 sono destinati a oltre 65 anni e 1 invece a 2 giovani scelti dalla cooperativa che possono svolgere i servizi non tanto alla persona ma di tipo condominiale a questi altri. Naturalmente la cosa andrebbe meglio sui numeri grandi, però l'iniziativa ha questi termini. Le persone che verranno scelte dovrebbero essere persone sole in appartamenti molto grandi. Allora questo comporta una grossa spesa personale di IMU e di spese di gestione dell'appartamento. Comporta che non mettono a reddito un loro patrimonio e quindi l'offerta che gli daremo a queste persone è quella di avere un alloggio nuovo di piccole dimensioni e servito, come ho accennato, dei servizi condominiali attraverso spazi anche di tipo condominiale, anche se piccoli, in cui possono anche cucinare, giocare a carte, ma anche e soprattutto di, se loro vogliono, affidare alla cooperativa la gestione di questi appartamenti.
Cioè il mio appartamento viene dato in locazione e ne ricavo il reddito. Un altro filone che abbiamo a buon punto e che è in Comune di Muggia, un'iniziativa di ristrutturazione dell'edificio demaniale per farne una struttura ricettiva, ovvero casa di riposo, con al piano terra una struttura aperta al pubblico, bar, gelateria, eccetera. Questo ci permette di dire che con quell'esperienza riusciremo a fare tutto meno che i servizi alla persona, che quelle sono altre cooperative che lo faranno con noi. Però dilattiamo in più proprio su un settore in cui abbiamo la personale. Abbiamo persone che fanno le pulizie, le persone che servono al ristorante, al bar, eccetera. E quindi sempre ci rivolgiamo all'interno, utilizziamo al massimo dei nostri soci lavoratori oppure gente che lavora con noi. Qui siamo da Picture Victim, l'ultimo nato fra i progetti della cooperativa Torre Nuvola, molto diverso dalle altre attività. Qui noi realizziamo una serie di prodotti cuciti in maniera artigianale, li proponiamo al pubblico, ma abbiamo anche una selezione di tessuti e di attrezzature che mettiamo in vendita per gli amanti del genere e realizziamo corsi di cucito per adulti e anche per bambini, quindi possono avvicinarsi con noi al cucito oppure possono specializzarsi se hanno già questa passione e la vogliono coltivare. E ci fa molto piacere aiutare i futuri sarti del domani a prendere dimestichezza con i tessuti e con le macchine da cucire. Siamo un bel gruppo, un gruppo giovane di 5 ragazze, ci alterniamo in negozio per realizzare i nostri articoli, per creare dei progetti nuovi, per dare delle idee a chi ama già cucire e ha bisogno di nuovi stimoli, di nuove idee, di nuovi prodotti. Creiamo dei cartamodelli e delle proposte di corsi. Picture Victim è anche un e-commerce, quindi un sito per la vendita in tutta Italia dei tessuti americani che noi utilizziamo per la nostra confezione e come progetto all'interno di una cooperativa sociale abbiamo a cuore l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, cosa che ha sempre caratterizzato il nostro progetto con rapporti sia con gli enti locali che sviluppando i progetti People della provincia e poi della regione.